Da Sottomarina a Jesolo la conta dei danni dopo la devastazione delle mareggiate di ieri, cifre milionarie per le spiagge e gli stabilimenti colpiti, le testimonianze, un inferno peggiore del 2019. E per domani è prevista a Venezia una marea di 140 centimetri. Il Mose, che ieri e oggi ha salvato la città, è pronto a tornare in azione. Picco massimo previsto alle 10:10. La neve caduta ieri, spazzata dal vento, non è sufficiente per le aperture anticipate degli impianti Alfaloria e al Col Gallina di Cortina. Le basse temperature consentono comunque l'innevamento delle piste che apriranno il 3 dicembre. Banditi in fuga dai carabinieri che li avevano intercettati, folle inseguimento lungo la Triestina. I malviventi scappano a piedi in auto gioielliere e furtiva. Figli violenti con i genitori, i dati di maltrattamenti in famiglia sono in costante aumento. La preoccupazione del procuratore di Treviso. Calano le vendite di frigoriferi e la diligenza dell'Electrolux comunica ai sindacati cassa integrazione e taglio di 200 contratti a termine. Nel Duomo di Vicenza i funerali dello storico imprenditore delle giostre, conosciuto in tutto il mondo, il messaggio di addio dei figli: grazie per il tuo ottimismo. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano ancora il maltempo che ieri si è abbattuto anche sulla nostra regione, colpendo in particolare il litorale veneziano. Una devastazione peggio del 2019, così dicono gli imprenditori che ieri hanno vissuto l'incubo del maltempo a Sottomarina e Isola Verde. E intanto oggi si contano i danni. Sembra impossibile, ma qui a Isola Verde, dove ieri si è scatenato l'inferno, oggi è tutto tranquillo. La spiaggia è illuminata dal sole, il mare è calmo. Qui avevamo 2 metri di marea, più le onde, più un vento che scherzava a 80-100 km all'ora, che ha provocato il disastro che ha provocato. Qui davanti a noi dove ci troviamo avevamo 40 metri di profondità di spiaggia di arenile, adesso ci troviamo con i piedi praticamente in acqua. Ripeto, oggi non rende l'idea. Calcola che qui siamo nel centro dell'Isola Verde, proprio nella parte centrale, e in tutta l'Isola Verde si possono stimare per difetto un'erosione di 100-120 mila metri cubi. A Sottomarina e Isola Verde la mareggiata ha interessato tutto l'arenile ed eroso il sistema dunoso in prossimità di Foce Brenta, posto a protezione dei campeggi. Danni stimati per 2 milioni di euro. Gli stabilimenti balneari sono stati pesantemente colpiti. In condizioni di normalità questa parte qui solitamente era completamente ricoperta dalla sabbia, il che significa che si camminava a questo livello e poi si passava qui e ci si poteva recare al bagno. Oggi non c'è più nulla. La potenza dell'acqua e del vento sono riusciti a spostare questa struttura pesantissima in cemento. Non era mai successo, quindi diciamo la mareggiata è stata eccezionale, ma è eccezionale anche la forza del mare in questo che c'è stata ieri, perché una cosa del genere non era mai successa. Sembra molto più forte rispetto a quella del 2019, l'acqua ha oltrepassato il livello della forestale, quindi si è penetrata lungo le dune, ha spazzato via, come potete vedere, interi camminamenti. L'acqua è entrata nelle cabine, nel chiosco, nei bagni, tutte quante insomma le strutture qui dello stabilimento. Mi auguro non succeda mai più, anche perché ci sono previsti delle dighe soffolte all'interno di queste celle e speriamo che questo attenua un po' la mareggiata. Abbiamo speranza appunto che la Regione Veneto, anche gli enti civili, ci venga incontro facendo queste opere di protezione a lungo termine. Questa passerella su cui ora stiamo camminando, che porta direttamente alla spiaggia, ieri era completamente sommersa dall'acqua. Ma ad essere pesantemente colpite non sono state solo le spiagge. Situazione infernale anche qui alla Darsena. L'acqua era arrivata fino alla punta di questa imbarcazione e dove in questo momento state vedendo tutta quella parte di erba era completamente sommersa dalla furia dell'acqua. Abbiamo visto la morte ieri. L'acqua, queste panchine qua erano messe qua, fissate, l'acqua le ha buttate giù. Qua era un fiume, qua l'acqua passava quella diga là che è ceduta.
Uno scenario mai visto. Era il finimondo. Questo argine qua mancava pochi centimetri, che l'acqua veniva anche di qua di questo argine, che è anche questo alto. Quindi peggio del 2019? Peggio, proprio peggio. Tante barche hanno spezzato dei bricole, sono andate via come delle palline di ping pong di qua e di là. Eravamo immuni sopra l'argine, qua abbiamo tanti anni che vengono fatto lavori, ci promettono e non fanno niente. Perché abbiamo visto proprio questa volta il mare venire su. Vuol dire che qua noi siamo in pericolo. Perché se l'acqua viene sopra, qua va sotto Calino, Isola Verde, va l'acqua fino alla Romea. Ma non solo Isola Verde, tutto il litorale veneto da Bibione a Jesolo è stato spazzato dalla mareggiata. A Bibione, oltre a sommergere le spiagge, la mareggiata ha raggiunto anche piste ciclabili, aree verdi e alcune vie di accesso al mare, provocando danni ingenti. A Caorle ed Eraclea, la furia dell'acqua ha provocato danni alle strutture e alla scogliera di protezione, riuscendo a spostare anche massi di grandi dimensioni. Spetta ai sopralluoghi dei tecnici del Genio Civile di Venezia e Rovigo valutare quantità e gravità del maltempo che ha colpito la costa veneta. A Jesolo, dove la mareggiata ha spazzato via 30.000 metri cubi di sabbia, il presidente di Federconsorzi Arenili, Antonio Facco, calcola una prima stima dei danni. Diciamo che la stima si attesta all'incirca sotto il €1.000.000 tra ovviamente l'erosione, la sabbia che è stata portata via e ovviamente anche alle infrastrutture tipo le passeggiate, ai chioschi e ai bagni. Ripristinare le dune per mettere in sicurezza l'entroterra è una delle priorità che dovranno essere affrontate immediatamente. Senza di queste sarebbe stato veramente un disastro e ne abbiamo appunto consapevolezza come è stata fatta 3 anni fa, che non avevamo costruito la duna in questa zona e è entrato il mare proprio all'interno della città. Il sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti, preferisce attendere la fine dello stato di attenzione prima di sbilanciarsi sulla stima di danni che potrebbero comunque superare il €1.000.000. In ogni caso vorremmo comunque porre l'attenzione, e questo è un tema che riguarda non solo le amministrazioni comunali ma anche la regione, il tema della sicurezza idraulica, che riguarda sicuramente la zona del litorale con l'approntamento di opere strutturali di difesa della costa, ma riguarda anche e soprattutto la difesa idraulica dei fiumi e dei corsi dei canali, che meritano attenzione e investimenti molto importanti. Sul litorale oggi è tornato il sole, ma continua il fenomeno dell'acqua alta. Oggi il Mose è entrato in funzione e anche domani è prevista una marea di 140 centimetri, con il Mose pronto a tornare nuovamente in azione. Il centro maree del comune di Venezia ha diramato un nuovo alert prevedendo il picco massimo alle 10:10. Ed ora andiamo a Padova con l'aggiornamento sul bilancio che ieri ha colpito anche l'area del Padovano, in particolare nell'area dei Colli e della Bassa Padovana. A Rubano i carabinieri hanno salvato una donna finita con l'auto in un canale. È tornato a splendere il sole su tutta la provincia di Padova, dove restano visibili i segni del maltempo. I danni maggiori nella Bassa Padovana e sui colli. A Monselice tutte le strade sono state riaperte dopo la chiusura precauzionale seguita al crollo di un pioppo piombato sull'auto condotta da un 27enne della zona nella frazione di Caoddo. Un miracolato giovane rimasto a lungo incastrato nell'abitacolo e liberato dai vigili del fuoco. Attimi di paura anche a Rubano, dove i carabinieri hanno salvato una donna di 54 anni finita in un canale di scolo con l'auto parzialmente sommersa dall'acqua. Solo un grande spavento, ma nessuna ferita per quest'ultima, estratta da 2 giovani militari della locale stazione. A causare i danni maggiori il forte vento che ha sferzato la zona sud della provincia con raffiche arrivate a sfiorare i 100 km/h. Sui colli, addio al mandorlo, simbolo di Fontana Fredda di Cinto Euganeo. A Padova, in protesta gli studenti universitari che hanno segnalato all'Ateneo infiltrazioni d'acqua in alcune aule della fiera e del complesso Papa Luciani. Nel complesso la perturbazione è passata senza gravi disagi per il capoluogo, dove sono caduti circa 55 mm d'acqua ed è entrato in funzione il bacino di laminazione quasi ultimato a Brusegana. L'evento di ieri è stato gestito mediamente bene, i disagi sono stati disagi alla viabilità per il maltempo e ecco, i fenomeni ventosi sono in aumento e questo ci pone di fronte a nuove anche prospettive, frontiere, ragionamenti sul
sicurezza. Alla massima capacità il bacino può contenere 7.000 metri cubi d'acqua. A meno di 24 ore dalla fine della pioggia, l'invaso, riempitosi nella giornata di lunedì, è quasi completamente vuoto. E la neve caduta ieri in montagna ha imbiancato il paesaggio, ma non è sufficiente per le aperture anticipate degli impianti programmate al Faloria e al Col Gallina di Cortina. Le temperature basse consentono comunque l'innevamento delle piste che si stanno preparando in tutte le Dolomiti per l'avvio di stagione il 3 dicembre. Sole splendente e paesaggio imbiancato. Dopo il maltempo la montagna veneta si presenta così, splendida per invogliare tutti gli amanti dello sci, che dovranno però pazientare ancora una decina di giorni. Troppo poca la neve caduta ieri per l'apertura anticipata di qualche impianto come Faloria e Col Gallina, Cortina o Campolongo ad Arabba. Sì, non proprio nella misura che ci aspettavamo, soprattutto anche per le grandi folate di vento che ci sono state nella scorsa notte, che hanno portato via gran parte della neve. Nonostante questo, comunque abbiamo un paesaggio bianco, diciamo dai 20 ai 50 centimetri, ma che non sono sufficienti in questo momento per poter aprire il 26 per le 2 o 3 aree che avevamo idea di aprire. Le prospettive per la stagione sono buone, nonostante la congiuntura economica difficile. Le Dolomiti si confermano tra le mete più gettonate per le vacanze invernali. Ora le temperature sono basse e sulle piste si sta lavorando a pieno ritmo per partire il 3 dicembre. È spostato di una settimana, con il 3 di dicembre si apriranno tutte le piste, tutti gli impianti delle Dolomiti, credo anche quelli di Asiago, dove la neve è stata più abbondante addirittura che da noi, e poi inizierà effettivamente la stagione vera e propria. La cronaca ora, un serbo di 41 anni è stato arrestato a Quarto d'Altino al termine di un inseguimento lungo la Triestina. L'auto era stata segnalata ai carabinieri di Treviso perché sospettata di essere stata utilizzata per dei furti. Tallonati dai carabinieri di San Donà di Piave lungo la Triestina, da Musile di Piave fino a Quarto d'Altino e poi inseguiti a piedi, una volta che l'Audi da oltre 260 cavalli utilizzata per la fuga è finita fuori strada. Un serbo di 41 anni senza fissa dimora è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterati o di grimaldelli in concorso. L'auto nella quale viaggiava, assieme a 2 complici riusciti a fuggire, era stata segnalata dai carabinieri di Treviso perché sospetta di essere usata per furti. Una pellicola applicata sulla carrozzeria ne aveva modificato il colore. Al suo interno monili in oro, capi d'abbigliamento, canne da pesca, denaro contante, confezioni di vino e diversi strumenti da scasso, come dischi da taglio, flessibile, cric, leverino in acciaio e cacciaviti, oltre a targhe risultate rubate in provincia di Verona. Le indagini sono in corso per risalire ai furti commessi e quindi ai legittimi proprietari della refurtiva. A pochi giorni dalla giornata nazionale contro la violenza sulle donne, la Procura di Treviso diffonde i dati. A creare allarme, secondo il procuratore Martani, è però l'aumento dei casi di violenza dei figli nei confronti dei genitori. Sono i maltrattamenti dei figli nei confronti dei genitori. Un fenomeno che è sempre esistito, però si è accentuato negli ultimi anni e alla base di questo fenomeno c'è sicuramente un fortissimo disagio sociale, psichiatrico, e talvolta anche spesso anche accompagnato da tossicodipendenze e alcoldipendenze dei figli. Violenza che si consuma tra le mura di casa, quella dei figli nei confronti dei loro genitori però è in aumento. Violenza che si consuma tra le mura di casa, quella dei figli nei confronti dei genitori è in aumento. Un fenomeno noto non solo a Treviso, ad affermarlo il procuratore Marco Martani nel giorno in cui la procura diffonde i dati sulle vittime di maltrattamento, violenza sessuale, lesioni, stalking, per i quali il diritto nel 2019 ha introdotto un nuovo strumento di tutela, conosciuto con il nome di Codice Rosso. Dall'inizio dell'anno in provincia di Treviso i casi di stalking sono stati 147, 91 le violenze sessuali denunciate, 208 gli indagati per maltrattamenti. Se i dati discostano di poco con quelli dello scorso anno, ad aumentare, ammette il procuratore, sono i casi in cui la violenza avviene per mano dei figli, sia maschio che femmina, un fenomeno che, aggiunge Martani, potrebbe essere ancora sottostimato. Questo fenomeno poi secondo me non è ancora emerso nella sua totalità, perché
le situazioni che inducono un genitore a denunciare un figlio sono veramente situazioni estreme e credo che ci siano ancora molti casi in cui i genitori soffrono in silenzio situazioni analoghe. Sulle ragioni che starebbero portando a questa deriva è intervenuto oggi il medico psichiatra Alberto Kirn in tribunale per un'udienza. Si ricorre all'uso delle sostanze in età sempre più precoce, le sostanze viste come una scappatoia, tante volte dalle problematiche, tante volte dalle situazioni magari che non si vogliono vedere all'interno della propria famiglia. Sempre più giovani alterati dall'uso di droga e alcol, incapaci di dialogare in famiglia, famiglie distanti seppur vicine che sovente hanno rinunciato ad ascoltarsi. E poi una cosa che secondo me andrebbe sottolineata in maniera importante è l'aspetto di cominciare a discutere di queste problematiche, non averne paura e, come si fa in tutti gli ambiti della medicina, cominciare a parlare di prevenzione in maniera seria anche in psichiatria. Violenza contro le donne, i dati nella provincia di Vicenza. Femminicidi, quasi uno ogni 3 giorni in Italia. Quadro allarmante che viene ribadito in vista della giornata della violenza contro le donne. Nel Vicentino erano stati 4 nel 2021 e 2 nel 2022. Tra gli strumenti che permettono di intervenire in fase preventiva e fermare la spirale di violenza prima che sfoci in tragedia, c'è l'ammonimento del questore. Questo potere preventivo si è rivelato particolarmente incisivo, tant'è che si è avuto il 26% di femminicidi in meno rispetto allo scorso anno sul territorio nazionale. La Questura di Vicenza ha curato in maniera particolare questo aspetto, tanto che quest'anno si è avuto un incremento esponenziale dell'emissione degli ammonimenti pari al 112%. 27 gli ammonimenti notificati in tutto il territorio vicentino quest'anno. Di questi il 78% riguarda la violenza domestica, il più delle volte perpetrata in un contesto con figli minori. Il 22% riguarda lo stalking. L'88% degli ammonimenti emessi è stato rivolto ad ex compagni o ex coniugi. Il 33% delle vittime dei fatti che sono stati oggetto di ammonimento sono cittadine straniere. E si moltiplicano le iniziative per permettere alle vittime di violenza di conoscere gli strumenti di tutela a disposizione. Il camper della Questura di Vicenza sarà domani in piazza Biade e la sera sarà illuminata di arancione, aderendo all'iniziativa delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere. Il 25 all'Istituto Rossi si svolgerà un seminario sulla violenza contro le donne, presieduto dal prefetto. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Rieccoci in studio con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Sono 200 i posti di lavoro in bilico all'Electrolux di Susegana. L'annuncio è arrivato ieri dalla dirigenza dell'azienda che ha convocato i sindacati e oggi la controproposta dei lavoratori che non vogliono lasciare a casa nessuno. Una decisione, una scelta che riduca l'orario di lavoro per tutti e che permettesse a tutti i lavoratori di rimanere e avere un reddito. Sembra quasi uno slogan degli autunni caldi degli anni 70, la controproposta di sindacati alla dirigenza dell'Electrolux per Susegana, ovvero lavorare meno ma lavorare tutti. Del resto la situazione attuale, ma soprattutto la previsione dei mercati legati ai frigoriferi seppur di alta gamma, non è per niente rosea. C'è stato un calo di vendite e con il calo di vendite l'azienda sta riequilibrando gli organici. Si ipotizza un calo di produzione dagli 860.000 pezzi di quest'anno ai 780.000 per il 2023. C'è un calo di vendite intorno al 10-12, forse qualcosa in più per cento, 70-80.000 frigoriferi in meno da fare rispetto alle migliori previsioni. È previsto che l'anno prossimo vada anche un po' peggio e quindi non si fidano di tenere gli organici come c'è in questo momento. Al momento il 7 dicembre non saranno rinnovati 70 contratti a termine, mentre alla fine dell'anno non sarà rinnovato il contratto per altri 40 lavoratori. Uscite che continueranno anche per il 2023 con una riduzione di circa 200 unità sulle 1.500 attualmente occupate, di queste almeno 40 a tempo indeterminato. Inoltre è previsto un pacchetto di almeno 6 giorni di cassa integrazione entro la fine dell'anno, una situazione che dopo l'incontro di ieri sera sarà ridiscussa a Milano. Faremo tutto il possibile, sicuramente faremo le necessarie iniziative se dovessero esserci dei licenziamenti drastici. Quello che a noi preoccupa è che non sappiamo bene
come affrontare è la questione dei contratti a termine, perché sono lavoratori anche questi, anzi sono i lavoratori che hanno più bisogno di lavorare, e forse la riduzione dell'orario per tutti, salvaguardando il salario, potrebbe essere una strada da iniziare a prendere in considerazione. Scende lo sconto sui carburanti, il governo riduce il taglio delle accise, questo significa che un pieno costerà di più, abbiamo sentito i vicentini. Si riduce lo sconto sui carburanti, cosa ne pensi? Bisogna accettare quello che si fa, che si propongono, perché prendi da una parte e vanno dall'altra. Per ora può essere una cosa negativa, però penso che questo governo successivamente possa fare qualcosa di meglio. Speriamo. Penso che paghiamo già abbastanza tasse con i carburanti. Penso che molte potrebbero essere tolte, delle guerre di puniche che vogliamo ancora l'accise, quindi chi viaggia, chi lavora, purtroppo il carburante lo deve usare. Diciamo che la manovra non ha tutelato il consumatore finale, ha scelto qualche altro tipo di categorie da privilegiare, da aiutare. Di quanto incide il costo del carburante mensilmente in una famiglia? Credo cifre troppo elevate per non essere sostenute dallo Stato. Abbastanza, perché entrambi andiamo a lavorare con l'auto. Immagino che uno che lavora che è sulla strada tutti i giorni non può andare avanti se non ha una gratifica giusta. Io faccio 100 km al mese, quindi utilizzo i mezzi, la bicicletta e la moto, quindi non incide molto sul mio budget. In Duomo a Vicenza questa mattina l'addio ad Alberto Zamperla, tanti dipendenti dell'azienda presenti, azienda che costruisce giostre e attrazioni in tutto il mondo. Ciao papà, eccoci qui, a raccogliere l'amore, la gratitudine e la stima di tutte le persone che ti hanno amato. Sapevo che eri una persona apprezzata, ma oggi lo tocco con mano. Al funerale di Alberto Zamperla, il re delle giostre, celebrato in cattedrale a Vicenza questa mattina, a prendere subito la parola all'inizio delle esequie sono stati i figli Alessandro e Antonio, la terza generazione della Zamperla SPA, che si trovavano ad Orlando in Florida, negli Stati Uniti, quando sono stati raggiunti dalla notizia della morte improvvisa del padre, mentre presentavano i nuovi progetti dell'azienda, leader nel settore delle infrastrutture e dei parchi divertimenti di tutto il mondo. Tu, papà, sei la personificazione dell'ottimismo e della convinzione che tutte le persone siano fondamentalmente buone. E questo è il tuo dono più importante che ci fai. Alberto Zamperla era nato 71 anni fa a Pieve di Soligo in provincia di Treviso. Nel 1994 divenne presidente della società fondata dal padre Antonio nel 63, trasformando l'attività degli spettacoli viaggianti in un'azienda internazionale specializzata in strutture per parchi di intrattenimento. Un uomo dotato di una mente brillante, intuitiva, capace di leggere il mercato e di accettarne le sfide, risollevandosi dalle avverse fortune. Una persona dotata anche di qualità umane rare, capace di infondere e motivare il migliaio di dipendenti dell'azienda di Altavilla Vicentina, molti dei quali presenti in Duomo. Sulla bara anche un cappello d'alpino, il suo. A vegliarlo e accompagnarlo le penne nere della sua sezione di Grancona, che gli hanno tributato l'ultimo saluto. Ed era questo l'ultimo servizio, io vi ringrazio per essere stati con noi, ci salutiamo come sempre dando uno sguardo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Il meteo, arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Bentrovati al meteo. Regime di alta pressione sul nostro territorio, il tempo si manterrà dunque buono. Il dettaglio di giovedì 24 novembre. Sul Veneto iniziamo col dire che non sono previste precipitazioni. Avremo un ampio soleggiamento, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Sulla pianura di prima mattina nebbie locali in dissolvimento con il passare delle ore e in nuova formazione di sera. Temperature in calo, minime tra 1 e 4 gradi, massime invece comprese tra i 9 e i 12 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo al massimo poco nuvoloso con qualche addensamento ma innocuo.
marea ancora sostenuta al mattino. Temperature minime tra lo 0 e i 6 gradi, massime sui 10-14 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato con qualche annuvolamento più intenso a nord e possibilità di qualche debole nevicata lungo il confine con il Tirolo. Temperature minime intorno a 1 grado, massime sugli 11 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.